Adesso poi c'è stato Richard Gere. Chi è che ammatemi, signora spot di Richard Gere? Poi lo fanno apposta, ora c'è quello della statua. Che c'è a statua con Tigirita così, dico l'avete vista mai una statua con lo scultore tale, quando ci faccio Tigirita che ci mettono un cioccolatino, va, l'avete vista mai? Con tre dita così, la signora al party che cammina al contrario, una cammina, mi sta andando all'altra e cammina al contrario, no? Ci impinge un irito, tu immagini, si gira, picchia il cioccolatino a provare a vedere Richard Gere, ma lei è Richard Gere della che ci fa... Ma tu immagini una cosa di questa qua a Catania? La signora intanto che se qua uno va a ridere e senti spalle, pim, i piccioli su da ridere, no? Poi già tu automaticamente mi si, ma non fai sta cosa. Poi chi da si gira, dopo cioccolatino appena vede Richard Gere, dice, i voci! L'ambulanza viene! Va che... Buonasera e benvenuti a Medicina 33. Parleremo oggi dei danni causati dall'uso smodato dei detersivi sulla pelle. Come è noto, queste possono provocare numerose affezioni, quali l'iperemia acuta, l'eritema sciocchina e la dermatite, tutte affezioni che con l'andare del tempo spediscono senz'altro il soggetto all'altro mondo. Con noi in studio oggi abbiamo il professore Ficazza, professore ordinario all'Università di Palermo, laureatosi a Parigi con il massimo dei voti, dermatologo espertissimo, studioso soprattutto dei foruncoli, autore di innumerevoli testi sull'argomento. Ne citiamo uno per tutti, il foruncolo del villaggio. Allora, professore, tenendo in considerazione che... Professore? Sì. Evidentemente sì. Il professore non è ancora potuto arrivare. Nel frattempo noi parleremo di un argomento che a molti dà allo stomaco, il blocco intestinale. Quando avevo 10 anni scrissi la mia prima poesia dal titolo Blocco intestinale. Repentina e crudele come l'amore sbocciato, arrivi fedele dopo il mellone ghiacciato. Perché giustamente il blocco intestinale quando arriva non è che ti avvisa prima e ti dice qualche cosa. È una cosa... Oh, professore! Sì. Per fortuna è arrivato sano e salvo. Allora, professore, iniziamo subito. Prima di iniziare però facciamo una curiosità. Lei è un medico in prima linea? Lei è un medico in prima linea? Vabbè, se così vogliamo dire. IAR. Allora, professore, tenendo in considerazione che l'uso del IAR, tenendo in considerazione che l'uso IAR, tenendo in considerazione che l'uso dei IAR, professore, IAR, professore, per favore. Allora, iniziamo subito questa breve intervista televisiva. Non lo so, professore, vogliamo iniziare con un argomento a piacere? Vabbè, io mi sento preparato. Va bene, professore. Tenendo in considerazione che ormai l'uso dei detersivi nelle nostre case è un dato ineliminabile, secondo lei una mela al giorno leva il medico di torno? Io la ringrazio proprio per questa domanda che già diciamo nella sua palingenesi stessa ci ha connaturato appunto quella che è la risposta, perché la gente partendo da questo assunto assurdo, mi si passa il gioco di parole, arrivato a un certo punto si pone la questione e dice ma insomma, ma questa benedetta mela al giorno lo toglie il medico di torno? Professore, che già ha avuto un malore, professore? Oh, professore, per fortuna è arrivato sano e salvo. Allora, professore, iniziamo subito questa intervista televisiva. Ma lei è un medico in prima linea? IAR, allora, professore, IAR. Allora, IAR, professore, per favore, allora, una mela al giorno, una mela al giorno, perché se lei mi deve fare le domande, me le fa, se non me le vuole fare, non me le fa, giustamente. Io non è che posso andare avanti così. Io le faccio la domanda e lei mi risponde se mi vuole rispondere. Allora, una mela al giorno, leva il medico di torno. E io su questa risposta le stavo rispondendo che la mela al giorno, il medico di torno, dice la leva a resa non mi dice. Professore, non è che le voglio professore, per fortuna è arrivato sano e salvo. Non mi aspettava, guarda, non mi aspettava. Ma lei è un medico di torno. Sì, I am, you are, they are, he is, we are. Vabbè, lei non usavo l'inglese, allora è un medico di torno. No, non lo leva a resa, professore, non è possibile. Professore, è arrivato sano e salvo. Un colpo di culo, guarda, vabbè. Iniziamo subito con questa domanda, perché ci sono non è che lei può fare una cosa del genere, ormai me le scadere sono fare stai giorni. Vabbè, che sono a fare la medaglia. They are, dalla sedana. Fanculo, non possiamo fare niente. Se il professore si fosse presentato in anticipo, noi avremmo concordato un'intervista. Purtroppo io vi lascio con una poesia sull'argomento di oggi. Il detersivo rendi tutto pulito e spendente. Chi ti dice che è innocuo, lo sai che ti mente. Lo usi oggi, non pensa al domani fin quando ti devono mozzare le mani. Professore, ma come che io le scrivo queste poesie? Me la venisco per forza. Aspetta, Salvatore, sentiamo il pensiero. Grazie. Allora adesso no, calmi, stiamo calmi. Tu mi hai sentito? Allora devi dire stop e tu
Tu sei stato attento? Sei stato attento? E questa? No. No. Dico sei stato attento. Sei stato attento! No. Non hai notato però che, guarda caso, sotto i tuoi occhi io ho messo una carta sotto al bicchiere. Non hai notato? Tieni, topo. No, non l'hai notato? Non hai notato che è questa? Qual era la tua carta? Il jack di cuori. Non hai visto che la carta è andata sotto? Cioè, se io faccio così, tu vedi che il jack di cuori va sotto al bicchiere. Ora sì. Ma la cosa inquietante qual è? Qual è? Che questo non è il jack di cuori. Sai dov'è? Sotto al bicchiere! Capito? Sotto al bicchiere. Mi segui? Non segui un cazzo tu. Allora. Non la faccio più. Allora. Vieni qua. Allora, stiamo calmi. Io ho messo una previsione lì sotto. Oh, ho messo una non mi caca. Allora, ti guarda, alzati. Forse magari che arriva più vicino. È uguale, vabbè, allora. Senti qua, vieni qua. Io a lui ho dato una carta, quella è la previsione. Vedi che ho dato la previsione? Ho dato la previsione. Mettila qua. Tienila così, no, così. Come se fosse una foglia di fico. Tu che sei della forestale, poi la foglia di fico. Che rapporto hai con la foglia di fico? Nessuno. Mai avuto rapporti con la foglia di fico? Mai! Con la foglia no. Col fico sì. È inquietante, tutto ciò è inquietante, amici. È inquietante. Allora amici, ricapitoliamo per chi si fosse messo in ascolto adesso. Abbiamo il nostro amico forestale che non ha rapporti con la foglia di fico e lui che vende topi. Ora, questo forse vi sembrerà strano, ma è così. È così. Cosa fa lui? Minchia, non ricorda niente. Amici miei, non ricorda niente. Il signore è un fenomeno di ipnosi, probabilmente lui non ricorda nulla. Come ti chiami? Salvo. Ah, questo vedete già è Salvo, non è più Salvatore, fra poco sarà Sal e sarà di Brooklyn, vero? Tu sei di Brooklyn? Sì. Vedi, è di Brooklyn. Questo è pazzo vero, eh? Allora, torniamo a noi. No. Io ho dato a lui una carta, ti ricordi? Allora, stai calmo. Reverendo, stiamo calmi, officiamo. Torniamo, per renderlo più vicino al gioco. Siamo nella foresta, siamo sull'Etna. Per renderti più a tuo agio, vedi, sei qua, c'è la betulla, guarda la betulla. Bella la betulla. Come che è sta betulla? È forestale. Non sa che è la betulla. Fabio, per cortesia, spiega un attimo a tu che cos'è la betulla. Dovrebbe essere un albero. Dove si annida il topo? Dunque. Stiamo per cortesia calmi perché qua il momento è topico. Allora, attenzione. Io adesso ti farò un esempio. Tu adesso quale mano scegli per prelevare una carta? Sono tue, non è che ti sto forzando. Scegli libera. Quale? Alzane una. La destra. Tu adesso, Sal, prendi una carta, guardala e falla vedere a tout le monde. È un modo di dire francese, a tout le monde, a tutti, no? A tout le monde. Vai, la faccio vedere a tout le monde. Vai, la faccio vedere a tout le monde. Vai, a tout le monde. Oh, Salvatore, a tout le monde. Grazie. Allora, mettila in mezzo. L'hai fatta vedere? L'hai vista? Te la ricordi tu? Te la ricordi? Sicuro? Stampatela. Allora, guarda. Adesso questa carta la troverai tu come? Come prima. Come? Io farò un nastro davanti ai tuoi occhi. Farò così. Tu vedi che le carte scorrono. Mi dovrai dire stop. In un punto qualsiasi, in quell'esatto punto ci sarà la tua carta. Questo è il gioco serio. Nello stesso momento io avrò la tua carta in mente. Qual è? Questa? No. È questa? No. Salvatore, mi pigliare per il culo. È questa? No. Io sento la tua carta in mente. È questa, Salvatore? No. Cercala un minuto.
Salvatore. Ciao Fazzucchi. Io sento la tua carta in mente, è questa? No. È questa? No. Ce l'ho in mente, eh? Io la sento in mente. No, veramente non c'è. Salvatore, questo è un esempio di come dicevo Ariel Fitzky spiega la misdirection. Ma prima tu hai preso una carta. Falla vedere anche a Jerry. Tom e Jerry, i topi, va. Allora, falla vedere. Oh, questa carta io non la voglio vedere. Io qua ho messo una previsione. Ok, questa carta ha come valore, come seme, la carta quella se di quadri, questa è di quadri. È di quadri. Questo è di quadri, è di quadri. Oh, è di quadri. Come valore, Salvatore, come valore, questa è esattamente la metà di quella. Io non la voglio vedere. Capisci? Quello è l'8 di quadri, questo è il 4 di quadri. Va bene? Tieni. Dì ad alta voce quella carta e fai esattamente la metà. Dì ad alta voce quella carta e fai esattamente la metà. Quello è il 7 di fiori. L'hai cambiato? No. La metà. La metà. La metà. E qua è vero. 3,5 non può essere. Qui che un paese, chi so che è, scusa? Ho capito. 3,5. Dice, Ponte studia, e io studiavo. Quasimodo, questi che con poco ti dicevano tutto. Ognuno sa solo nel cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Ah, vorrei rilla, cioè, chi te? Cioè, chi sto con me, c'è Ponte studia, ma chi c'è studiare? Cioè, faccio un riassunto, ma che riassunto? Già è scritto, commentala, chi ti dice? Ognuno quelli è. Sta solo, forse puzza, non con la terra sprofunnò, poi dice, chi sto, vedi che fu una chiave, un solo e non con la terra, ma io trasio, un raggio di sole, trasio pigliò un chilo. C'è trafitto da un raggio di sole e chi succede? Scuro. Vabbè, ma che venne fuori, cioè, queste cose. Che poi c'è quella di Ungaretti che è bellissima. Mi illumino d'immenso. E non c'è scritto che ho la penna. No? Cioè, chi su la mattina si è alzato la mattina, la prima volta dice, la prima finestra, mi illumino d'immenso. Bella, scrivela, che noi storiamo poi. Cioè, queste sono le cose, che giustamente. Allora io ho detto, facciamo, pure io voglio fare l'ermetico. E allora una poesia mia ermetica è questa. No, vabbè, io sto perché se vai. Torna, amore, senza te la casa è vuota. Mica, devo il testo tutto. Queste sono le mie poesie ermetiche. Ma al di là di questa... Io ci tengo a fare, adesso entriamo nella serietà, diciamo, dello spettacolo. Era d'agosto, ascoltatela attentamente perché è una vecchia poesia. Era d'agosto e un tenero uccelletto colpito dalla fionna d'un maschietto andossi a riposar con l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine d'un confessionale il parroco intravvide l'animale, ma pressato dai troppi peccatori che pentirsi volevano degli errori, richiuse le tendine immatinente e si rimise a confessar la gente. Mentre in ginocchio, pur stando a sedere, diceva ad ogni fedele le preghiere. Una donna, vedendo l'uccelletto, lo mise in caldo ponendoselo in petto. Ad un tratto ruppe il cinguettio e il gran silenzio nella casa di Dio. Qualcuno rise e il prete a quel vociare di nuovo abbandonò di confessare. Si arrampicò sul pulpito veloce e di lassù gridò a gran voce. Fratelli, chi ha l'uccello, per favore, vada fuori dalla casa del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lesti si accinsero ad alzar le suole.
Ma il prete a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti quanti e statemi a sentire. Sol chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, le donne si alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano di fora, il parroco gridò, sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, o figlie amate, io non volevo dire ciò che pensate. Poi si riprese, vi dissi e torno a dire, sol chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo a voce chiara e tesa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. A tal parole, nello stesso istante, le monache si alzarono tutte qua. Oh Santa Vergine, esclamò il buon prete, sorelle su, rientrate e state quiete che adesso va a concludersi, signori, la serie degli equivoci ed errori. Quindi vi dico adesso, piano piano, esca soltanto chi ha l'uccello in mano. Una fanciulla con il fidanzato che si era nascosto in un angolo appartato dietro una cappelletta laterale, poco mancò che si sentisse male, quindi gli sussurrò con viso smorto. Tu dice, avevi visto, se ne è accorto. Finisco. Chiudo velocemente, poi la canzone la facciamo nell'altro intervento, dai, un messaggio per chi sta lassù. La canzone la facciamo, questa giusto per chiudere il momento delle poesie. Io ti amo, tutto quello che le donne vorrebbero, questa è una poesia di Stefano Benni, una poesia che io faccio con molto piacere. Io ti amo, quello che le donne vorrebbero dire agli uomini, o gli uomini alle donne. Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo e se non ti basta voterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, ma vaffanculo! Dal fatto Mi che... devi dire che mi ha chiuso dentro il la finestra era a 3 metri di altezza, il cammarino 1,50 metri, io ci entravo per miracolo e stavo morendo occupato. Si è detto sempre accopato. In dialetto, in italiano è occupato. No, non sono stati loro, di qua non si sono mossi, sei stato tu che hai chiuso la porta con 4 scoppe. Le mandate. Chi le ha mandate per chiudermi con 4 scoppe allora? Stavo parlando con i signori. Scusate. Io stavo dialogando con le persone. Tu sei entrato e mi hai disturbato. Non posso stare? No. Te ne vuoi andare? Ti vuoi allontanare? Te ne vai. Grazie. Ma noi due non siamo stati sempre insieme. E ora voglio stare solo. Io mi metto qua e non ti disturbo. No, tu resti qua e mi disturbi, quindi è meglio che te ne vai. Io te ne devi andare. Ti giuro che magari che mi potessi omicidiare se io... Te lo giuro. Tu ti innaghire. Sto qua e non disturbo. E tu mi prometti di non intrufolarti nel discorso, non ti immischiare, non devi intrometterti. Completamente. Me lo prometti? Ti giuro. Beh, allora, stai buono, ascolta. Anche perché... Sera. Parla, padre, Virgilio. Basta. Anche perché sto parlando di una persona a cui tengo moltissimo. Sto parlando di Rosalia, che è una persona per me... Sì. Tu, sì, Rosalia, sì. Che quando vedi a suo padre manco lo saluti. Che quando vedi a lei ti gira la faccia e te ne vai. Perché dici così? Ah, io quando vedo suo padre? Sì. Cioè suo padre che è morto 400 anni? Pure io giù cristiano. Quello che sta sopra di noi, tu non lo saluti mai. Ma di chi stai parlando? Padre Rosalia. Rosalia chi? Non so, tu hai detto che stai parlando di Rosalia. Sto parlando della Rosalia io, Chi? la Rosalia. Chi? Io, la Rosalia, io. E perché non me l'hai detto?
Ma te lo sto dicendo! E io non l'ho avuta io! Se me la mischio mi diventano come due nocciolini, disgraziato! Ma di chi stiamo parlando? La Rosalia, la malattia santomatica! La malattia santomatica, la malattia santomatica. Cioè, io dico Baglioni, che in effetti voi non sapete, Baglioni io l'ho conosciuto, più o meno canta così. Passerotto, non andare via. Io passerotto se ne va subito. Ma dove sta attaccare la malattia? Cioè, Baglioni mi fa incazzare perché quando canta usa questo timbro di voce, quando parla non parla come canta. Parla normale. Io ho visto un'intervista tempo fa. Claudio, che farai quest'estate? Andrò a Napoli, andrò a Ischia, mica fa vado a Napoli, vado a Ischia. No, quando ti fanno un concerto, 3 notti prima del concerto, sta dormendo sotto la finestra aperta, con una coperta bagnata addosso. Vanno a controllare ogni quarto d'ora. Qua è asciutto, metti un po' d'acqua. Adesso vado a fare colazione, si alza, apro il frigorifero. Dove sta il latte? Dove sta questo? Dove sta? Perché il manager di Baglioni, che è un figlio di zoccolo, gli nasconde la roba, può fare sta più tempo davanti al frigorifero, via che sta aria gelida, no? Poi dice, mo apre proprio il freezer, si fa proprio l'aerosol in tuo freezer. Vado al concerto, ma neanche a farlo apposta, al concerto di Baglioni, tutti i suoi fans, gli accendono l'accendino, può fare pigliare poco la bronchite che si è pigliata. E attacca. Girato, senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Io come sto? Tu come stai? Ti è venuta la tuba? Dammi le mie carte. Ma chi sabato sera chi esce con l'asse bastone? Anche il mio cane si fa forte, abbaia alla malinconia. In un cane che abbaia alla malinconia io lascerei a casa. Tu già stai triste, malinconico, cane di orecchio. Fanculo zio cane vendito. Cioè, Baglioni è così, non è che è uno che, per esempio Zarrillo ha fatto una canzone che si intitola 5 giorni. 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Pure Zarrillo dorme senza maglietta della salute. Baglioni esce fuori 1000 giorni di te e di me. Sai che palle che ti fai? 1000 giorni con Baglioni, chi dorme con la finestra aperta? 40 amiche le mie carte, giochiamo a brisco, no? Giochiamo a scopone, un cane in terrecchio. Io mi nascosi in te e poi ti ho nascosto. Come hai fatto? Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto. Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto, ma che era una matriosca, era. A bambola russa era. Questa è una delle più famose, forse la più famosa, Capito, no? Ed è che ci vanno a chiedere, Claudio, ma stai male? Sto provando un microfono. Quella sua maglietta fina, che quando uscì sta canzone pensava che diceva con la sua maglietta fila, la marca della maglietta, vabbè mi sono sbagliato. Quella camminata strana, come camminava? Che sta sciancata, come cammina? È lunga. Ah, così. Stai. È lunghe corse affannate incontra stelle cadute. Con queste che non può correre. Ti fai corso su queste cammini la coscia così. Che da guardare stelle cadute non può guardare a terra. Che arriva prima a quel muro. In faccia le va acchiappato il muro, è logica. E lei tutto ad un tratto non parlava. Forse non parlava più, il muro in faccia non poteva parlare. Poi ce ne sta una, quella lì che faceva un po' più moderna. Dove sono stato tutti questi anni? Tu immagini, chissà dove è stato? Me ne sono andato a lavarmi i panni. Alla lavanderia è stato. Cioè dico, dove... Non lo so, che sta facendo? Vanno a citofonare gli amici, Citofonare, Claudio vuoi scendere? Sto facendo la centrifuga.
Che poi il citofono ai baglioni non è normale, non è che fa ah. Ma così poi c'è sta un'altra. Ah, attenzione, questa qui è bella. Avrai un legnetto di cremino da succhiare. Si succhia un legnetto. Giro il gelato che là da parte, no? La sera è una cosa fredda che si squaglia in mezzo a mano. Accoccolati ad ascoltare il mare, sempre in dei posti più umidi te ne vai però, Quanto tempo siamo stati senza fiatare? Quanto tempo siete stati? Per curiosità, quanto tempo siete stati? E correre felici a perdifiato. Come fai a correre a perdifiato felice? Come stai? Sono contento. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui, che gli sembravano sorrisi, erano contrazioni nervose. Tacci tu! Ed io? Ah, che bello, sono contento proprio oggi. Ah. Ed io, a piedi nudi, sfioravo i tuoi capelli, come faceva? Stavo correndo a fianco, come faceva? Così faceva. E fermarci a giocare con una formica. Stai per scopare, ti metti a giocare con le formiche. Che pure la formica ha detto va a scopare, giochiamo dopo, ti aspetta. Il matrimonio, dice perché non ci si deve sposare? Secondo me non è intelligente sposarsi, perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due i problemi che da solo non ce li hai. È questo, è esattamente questo, perché noi siamo sotto ricatto sessuale. C'è una grossa differenza tra gli uomini e le donne che non è soltanto fisica. In realtà le donne hanno dei grossi vantaggi, infiniti. Detergente intimo femminile, delicato, perché la donna è delicata e ha bisogno di un detergente intimo delicato. Come dire, l'uomo se lo può lavare anche con la benzina. L'importante è non fumare mentre sei in azione, dai fuoco alla micetta, finisci il botto, finisce tutto lì. No. L'importante è cercare di capire che chi abbiamo davanti. Abbiamo davanti delle persone poco sincere, perché le donne pretenderebbero da noi sincerità e non ce ne danno un granché. Voglio dire, ho incontrato una ragazza, 10 cm di tacchi a spilla, le calze che le tenevano sul culo, la guaina per tenere dentro la pancia, il Wonder Bra per tenere sul seno, la bocca rifatta, il naso rifatto, gli occhi dipinti, i capelli tinti, mi guarda, fa: tu non sei sincero. Io non sono sincero, ma tu sei di gomma. Cioè, se doni gli organi ci riparano i gommoni. Quando muori salvi la vita a un sacco di canotiche. Questa è la differenza, no? La differenza tra gli uomini e le donne è la tecnologia. Se mi permetti qualche proprio andatina un po' più piccante, la verità è questa. Che ognuno pochissimo. Che ognuno di noi ha questo. Le donne hanno questa caratteristica. Se una donna ha il labbro piccolo si fa il silicone. Se ha un seno piccolo si fa il silicone. Se un uomo ha il pisello piccolo si fa un sacco di problemi. E basta. Perché ognuno di noi, dal profondo di noi stessi, perché la sincerità è importante, ognuno di noi vorrebbe essere un amante eccezionale. Hanno appena parlato di Viagra, diciamo la verità. Noi preferiremmo essere malati con una gamba di meno, poveri, scannati, non vederci, ma avere un pisellone enorme. Ognuno di noi vorrebbe avere un pisellone che si spoglia e la moglie fa: Madonna Godzilla! E invece non è così. Ognuno di noi vorrebbe non aver più le mutande, ma doversi comprare degli zaini d'alpino con i buchi per le gambe, perché ce n'è bisogno. Ognuno di noi vorrebbe camminare con fatica strascinante dicendo: dai che sei rimasto dietro, cammina. Ognuno di noi vorrebbe svegliarsi al mattino col tendone del circo sul letto. E che vuole sapere? Che vuole sapere? Ma com'è? Come sono? Gli occhi come sono? Gli occhi sono due occhi marini. Ah, come il mare, profondi. No, marini, come due occhi vuoi là. Sì, ma dico profondi. No, sapere. Si tocca. Ho capito. Ma sono intensi, come sono? No, sono religiosi. In che senso religiosi? Uno rivolto a Cristo e una a Madonna. Così. C'ha l'ostracismo di Venere. Sì, di Venere, di sabato, di Romina, che sprecciolato tutta la settimana. A dei piccolezzi, avrà preso da qualcuno in famiglia. Di sua madre. Ah sì? Perché anche la madre ha lo stesso problema. Io veramente sogno un padre. Ah, lei è padre? Sì. E la madre dov'è? La madre è là. E non è che non ce l'ha sempre questo problema. Solo quando facciamo l'amore. In che senso? Siccome io sogno una bestia. No, io l'imperio!
Ha visto, guarda, con solo pensiero c'è sto carolocchio. Ha visto, con solo pensiero. Ma non capisco. Restiamo così allora. Mettiamo così. Signori, sta arrivando la signorina! Se serve che può! Arrivando. La piccerina. Ma mascherina. No, non è. Case. Sta arrivando la piccerina, forza. Presto, torniamo. Avanti a sul tavolo. Filomena. Filomena. Ah! Filomena, piglia la scopetta. E sangue del suo sangue! Poggia la scopetta, come finisce, finisce. Coraggio! Papà, come non ti sento? Io sua madre precisa. Sua madre precisa. Papà, come ti sembra l'alito? Signor Litterio, ma c'è una fogna tupata? Vedi la mentina. Tutte. Tutti, signorina, tutti! Lui, tranquillo. Non mi faccio parlare. E tu non a parlare, tutta, calatille. Fai il gaggarismi che Buona mamma. Non gettare. Signor Guido, questa è mia figlia. 105 kg. Che faccio? Lascio? Ma è bellissima! Ci piaceva. Che volto affascinante! Ma da cosa sta parlando? Da piccerina. Ma lui è combinato proprio male, cari. Piccerina, dente. Bene, visto che ci piace, che faccio? C'ha moglie o sa porta così?